Buonasera, benvenuti a una nuova puntata di Verona Live. Stasera parliamo di editoria e di giornalismo. L'avvento di internet prima e dei cosiddetti nuovi media poi hanno rivoluzionato, in alcuni casi sconvolto, alcuni settori che sembravano intoccabili, come ad esempio quello editoriale, appunto, e giornalistico. La domanda che molti si stanno facendo è se la carta stampata reggerà in futuro e se il digitale riuscirà a garantire dal canto suo la qualità e la sicurezza per il lettore e per l'utente. Parleremo di questo e di molto altro con Monica Andolfatto, segretaria generale del Sindacato dei giornalisti del Veneto, Maurizio Miele, presidente del gruppo CR Edizioni, e Gianmichele Bianco, assessore del comune di Sona. In collegamento con noi il direttore di EMI, editrice missionaria italiana, Lorenzo Fazzini, e il mobile journalist Francesco Facchini. Prima di iniziare però diamo uno sguardo al bollettino Covid e alle principali notizie della giornata e do il benvenuto e la parola al collega Alessandro Bonfante. Buonasera Matteo, buonasera a chi ci segue da casa. Andiamo a vedere in effetti i dati oggi del contagio elaborati come sempre da JD Visual. Il numero di nuovi casi registrati nelle scorse 24 ore è 20.709, con altri 684 decessi che portano il totale a oltre 57.000 dall'inizio dell'emergenza. Vediamo i dati per quanto riguarda gli ospedali: ricoverati con sintomi meno 357, da qualche giorno il trend è in diminuzione e finalmente anche il dato della terapia intensiva comincia a diminuire sostanzialmente, con un meno 47 nelle scorse 24 ore, che porta comunque il totale ancora in Italia a 3.616 persone in terapia intensiva causa Covid e in isolamento domiciliare diminuiscono anche qui le persone, meno 18.000, con un totale comunque ancora oltre le 725.000 persone. Andiamo a vedere la situazione in Veneto, perché anche qui l'attenzione rimane alta. Zaia oggi ha specificato: un terzo dei pazienti ricoverati in Veneto è per Covid. Il governatore ha fatto i punti con i dati sul nuovo bollettino: sono 2.782 ricoverati in più rispetto al giorno precedente, i decessi più 69. Al momento un terzo appunto delle persone prese in carico è causa coronavirus. E ancora ricordato Zaia, c'è da dire che abbiamo un altro fattore di cui tenere conto: un ritardo nella nostra curva rispetto ad altre regioni, le prime colpite dalla seconda ondata come Piemonte, Lombardia, Liguria e Toscana. Quindi sostanzialmente Zaia dice non è ancora finita, bisogna ancora prestare attenzione a evitare i contagi, un tema ricorrente negli ultimi giorni. Andiamo intanto a vedere cosa succede a Verona per quanto riguarda i ristori e i fondi per aiutare i comuni e le imprese in questo momento così difficile. A Verona sono stati ricevuti dallo Stato 24 milioni di contributi, 24.290.000 euro per la precisione è la cifra ricevuta a tutt'oggi dal comune di Verona da parte del governo sotto forma di contributi statali. Un'ultima tranche arrivata da poco di 600.000 euro, e questo è il quadro della situazione oggi a Verona e nel Veneto. Grazie Alessandro, parlavi di ristori e di bonus e di aiuti statali. Avrebbe bisogno anche l'editoria, così come il giornalismo, che negli ultimi anni sono cambiati profondamente. Lo abbiamo detto all'inizio della trasmissione, a seguito dell'avvento di internet, dei nuovi media e anche degli e-commerce. Case editrici che pagano lo scotto della rivoluzione digitale e dei grandi player mondiali come Amazon per esempio, e redazioni giornalistiche che devono competere con l'informazione a pioggia più o meno verificata offerta dai social media e dai siti web. Ma partiamo proprio dalle case editrici, in particolare da una casa editrice veronese, la CR. Come avrà affrontato i mesi difficili dell'emergenza coronavirus? Lo abbiamo chiesto al presidente Maurizio Miele. Sentiamo. I primi 2 mesi, marzo e aprile, sono stati mesi abbastanza terribili perché le librerie non recepivano, non erano pronte, per cui il nostro canale di vendita era completamente
costruito. Velocemente ci siamo attrezzati per passare il maggior numero di numeri possibili in ebook. Ne abbiamo trasformati circa una trentina del nostro catalogo, però i risultati non sono stati sufficienti a colmare il vuoto. Successivamente con l'estate, devo dire, anche grazie a alcune novità che avevamo tenute ferme e abbiamo poi lanciate nell'estate, avendo noi in catalogo numerosi guide escursionistiche, ci siamo avvantaggiati del cosiddetto turismo di prossimità, e le vendite sono riprese, insomma, cioè da un 30% di perdita che segnalavamo nei primi mesi dell'anno. Io credo che quest'anno arriveremo a avere una perdita nell'ordine del 10-15%. Non è una cosa bella, ma non è neanche una cosa tragica, insomma. E abbiamo in collegamento il direttore di EMI Editrice, l'editrice missionaria italiana, Lorenzo Fazzini, giornalista professionista veronese ormai da adozione. Benvenuto Fazzini. Salve, benvenuto, grazie. Trova riscontro nelle parole di Miele, anche voi avete tentato di reagire a questo periodo difficile per l'editoria, in particolare negli ultimi mesi anche dovuto alla crisi pandemica, quindi persone che si muovono meno, che acquistano forse meno nelle librerie. Come funzionano questi ebook? Ecco, ci parli un po' della vostra esperienza. Ma noi siamo stati colpiti in pieno perché la nostra attività editoriale è molto particolare, cioè si fonda essenzialmente o principalmente meglio sulla quelli che noi chiamiamo tour di autori, cioè la possibilità che i nostri autori, tendenzialmente personalità che vengono dall'estero, vengano in Italia per 2 o 3 settimane e instaurino con il pubblico una serie di incontri attraverso i quali avviene la promozione dei libri. Questo ci ha permesso, ad esempio, lo scorso anno, diciamo in periodi normali, di tenere circa 250 eventi all'anno su tutto il territorio nazionale e quindi di avere un certo tipo di promozione. Naturalmente siamo presenti nelle librerie, abbiamo l'e-commerce, ma avevamo questa impostazione. Naturalmente il lockdown molto duro di marzo-aprile ci ha completamente stravolti. Abbiamo provato a reagire con una soluzione che è stata quella di spostarsi moltissimo sull'online, per cui per esempio abbiamo più che raddoppiato i nostri contatti alla newsletter, abbiamo iniziato una newsletter di contenuti editoriali, quindi non tanto di promozione delle nostre pubblicazioni, ma proprio per offrire ai nostri iscritti, ai nostri lettori, dei materiali afferenti ai nostri temi, legati ai nostri libri, inerenti ai nostri autori, che potessero accompagnarli nella lettura. Ecco, parlavate di presentazioni ovviamente in presenza con i vostri autori, quindi tutta una politica anche commerciale molto fitta, una rete di appuntamenti molto fitta. Siete riusciti in parte a sostituire gli appuntamenti in presenza con quelli virtuali, così come si sta facendo in altri settori, o è più difficile da questo punto di vista? Allora, nel primo periodo ci siamo dedicati invece, un po' come i colleghi della CR, all'ebook. Abbiamo prodotto 4 ebook gratuiti sulle tematiche della pandemia, e questi ci hanno permesso di avere dei download altissimi, intorno ai 5-6 mila download per titolo, e questo ci ha creato una nuova fetta di affezionati che ci seguono. L'estate abbiamo ripreso le presentazioni e gli incontri e i nostri spettacoli abituali. Con la ripresa del lockdown, ormai sapevamo intorno a settembre che oramai una nuova chiusura era alle porte, e quindi abbiamo approntato dei webinar che sono già in corso. Ne abbiamo già tenuti 2, ne abbiamo uno proprio dopodomani e un altro settimana prossima, e altri 6 sono in programma per il dopo feste. Con nostra sorpresa stiamo vedendo che anche questa modalità ha dei vantaggi sia in termini di partecipazione sia in termini commerciali. Noi abbiamo fatto la scelta di metterli a pagamento,
perché crediamo anche che il lavoro intellettuale debba essere riconosciuto sempre più. In Germania è una prassi ormai assodata che semplicemente per partecipare alle presentazioni di un libro si debba pagare 5 euro. In Italia questo non avviene e serve forse un'educazione verso il pubblico per capire che tutta una serie di costi nella promozione e anche nella fruizione di contenuti culturali si deve essere disposti a pagare. E stiamo vedendo che, seppur con numeri piccoli, non ancora grandissimi, questo sta iniziando a passare, anche perché la cosa qualificante sono i contenuti che riusciamo a offrire. E siamo d'accordo su questo. Stia lì, Fazzini, perché torniamo tra pochissimo. Do un attimo la parola al collega Alessandro. E in crisi si trovano in questo periodo anche le librerie. Tanto si discute di Amazon, che ovviamente ha portato via una grossa fetta di mercato, ma sentiamo su questo ancora Maurizio Mele di CR. È una crisi, come dire, che riguarda tutta quanta la filiera del settore editoriale, incominciando dalle librerie. È inutile che ricordo che a Verona, da Rinasca, Grosso, alle Comboniane, hanno chiuso le librerie, quelle, come dire, più di tradizione, e così è successo in molte altre parti del Veneto. La chiusura è perché una parte consistente del fatturato, circa il 20% del fatturato, è stato drenato dalla vendita online, da Amazon principalmente, non crescendo le vendite, perché grosso modo sono stabili, ma spostandosi, cioè prendendo Amazon il 20% vuol dire che le ha sottratte a qualcuno, e questo qualcuno che se le vede sottrarre sono le librerie indipendenti. La cosa che è ancora, come dire, è ancora da decifrare è che questo interlocutore Amazon non agisce come agivano le librerie, che erano come dei veri e propri corpi intermedi tra il lettore e la casa editrice, cioè fatturavano o perlomeno erano sensibili alle esigenze del lettore e poi le trasportavano alla casa editrice. Amazon è invece un muro incomprensibile, cioè prende fatturato ma non si sa a chi vende, come vende, di quale tipologia, quali sono le richieste dei suoi lettori, che tipo di feedback possono avere dalle loro vendite e via dicendo. È un muro completamente incomprensibile e i dati non li cedono, ecco. In questo, come dire, le case editrici, in questo panorama qua, le case editrici come non avessero più un riferimento, quindi si muovono un po' un po' a tentoni. Ecco, Fazzini, come competere con questi colossi? Abbiamo citato Amazon perché è il caso più ovviamente lampante, però ce ne sono tanti altri. Come far fronte a un mercato così intenso, saturo per certi aspetti e gestito dai grandi player? Io su questo dissento dal collega di CR perché ahimè il mondo va così ed è un po' difficile farlo cambiare. Cosa avrebbero dovuto dire le agenzie di viaggio quando sono nati i low cost? Togliete i low cost perché noi abbiamo da guadagnare, da vivere, da far fatturato anche noi. Ahimè, siamo dentro questa situazione, si chiama globalizzazione, bisogna lavorare in inventiva. Noi ad esempio anche sul mondo delle librerie ci sarebbe molto da dire, perché è naturale che una libreria, se oggi si concepisce come un negozio, il negozio si trova su internet, è più veloce perché non devo trovare parcheggio, il libro lo trovo subito, mi arriva il giorno dopo a casa gratis. La libreria deve fare qualcos'altro, deve dare una scelta, deve far incontrare l'autore con il lettore. Amazon questo non lo farà mai, anzi il giorno in cui lo capirà di poterlo fare, allora sì, saranno davvero guai. Quello che noi abbiamo provato a fare è puntare un po' sulla creatività. Per esempio ci siamo inventati che, come tanti altri, quindi non abbiamo inventato l'acqua calda, sopra i 19 euro abbiamo le spese di spedizione gratuite, e questo, parlando anche con altri colleghi di Trento e anche di Torino, durante il lockdown ha causato un effetto positivo, perché Amazon era talmente oberata di ordini che faceva la consegna con diversi giorni di distanza, e quindi il corriere della casa editrice era più veloce di Amazon. Questo l'abbiamo sperimentato anche noi. Secondo, bisogna lavorare di fantasia. Noi ad esempio per Natale abbiamo lanciato ai nostri 10.000 contatti una proposta: tu puoi comprare i libri, noi ci incaricheremo di impacchettarli
e di recapitarli senza spese aggiuntive all'indirizzo che tu ci dirai della persona a cui vuoi regalare dei libri. Anche perché con le varie zone rosse, arancioni, gialle, il non spostamento dei comuni, eccetera, io penso che oggi si debba puntare molto sulla fantasia e sulla disintermediazione. Bisogna arrivare e raccontare e raccontarsi al lettore singolo. Il lettore singolo saprà poi autonomamente scegliere il valore aggiunto che un soggetto, in questo caso editoriale, ma come può essere commerciale in tutti i campi, può garantire alla qualità della proposta. Vediamo, Fazzini, insieme come si è organizzata una biblioteca di Sona, nel comune, nel Veronese chiaramente, che ha risposto alle difficoltà del momento con alcune idee particolari. Sentiamo l'assessore Gianmichele Bianco. Beh, innanzitutto bisogna sempre pensare che la cultura non si ferma mai, per cui abbiamo cercato di affrontare la situazione investendo nel digital, perché era l'unica possibilità che c'era. Come Comune di Sona, ma anche come sistema bibliotecario provinciale, abbiamo decine di migliaia di titoli che possono essere scaricati in ebook, quindi vi invito ad andare a vedere le vostre biblioteche, quella di Sona se volete. E poi abbiamo anche investito per il ritorno alla normalità, quindi abbiamo acquistato libri in modo che quando si ritorna alla normalità le persone possano ritornare ad avere i libri di carta, come avevi detto tu prima. Fazzini, si dice che a volte il luogo comune, i giovani leggono meno, le nuove generazioni leggeranno meno i libri. Ecco, le risulta questo? Che idea si è fatto anche da questo punto di vista? Ma diciamo che un po' da sempre non è che i giovani brillassero per grande affezionamento ai libri. Le statistiche più recenti dell'AIE ci dicono che l'erosione del già limitato numero di lettori in Italia non è dovuto tanto all'età, ma è dovuto, diciamo, principalmente a questo geggio qua, cioè la nascita degli smartphone e della possibilità di avere in mano, quindi di non dover accedere a una struttura più complicata come un PC, ma avere in mano la fruizione di social, la fruizione di internet, delle mail, dei messaggi, di WhatsApp, eccetera, ha eroso drammaticamente il numero dei lettori. Si parla di circa 2 milioni di lettori in Italia persi per questo. Qui bisogna fare molto, la scuola può fare molto, le famiglie devono fare, altre agenzie educative per quel che riguarda ad esempio il nostro ambito. Io più volte mi sono rivolto anche alle strutture come dire, più gerarchiche della Chiesa per favorire la lettura. Certo ci deve essere una presa in carico naturale e dobbiamo sempre domandarci perché sulla televisione così poco passi di lettura, perché la televisione e il libro sono oggettivamente già dei soggetti in grande concorrenza. Per farlo probabilmente molto ha salvato in questi anni, secondo me, il proliferare dei festival culturali in giro per l'Italia, dove, guarda caso, la presenza dei giovani è molto molto forte. Se non si togliessero i volontari al Festival della Letteratura di Mantova, di Pordenone Legge, allo stesso meeting di Rimini, ci sarebbero molte presenze in meno, anzi le stesse manifestazioni non si potrebbero realizzare. Sicuramente bisogna puntare sull'educare il giovane, il ragazzo, i ragazzi, le ragazze fin da piccoli al gusto della lettura. In questo molte possibilità ce le hanno le biblioteche comunali. So che ce ne sono di parecchio, molto inventive e molto attive. Benissimo Fazzini, rimanga ancora lì perché tra un minuto ci saluteremo, ci sono altri interventi, do di nuovo la parola al mio collega. E proprio sul tema dei giovani torniamo dall'assessore Bianco di Sona, perché ha una ricetta, per così dire, per coinvolgere i giovani. Sentiamo. Allora, innanzitutto c'è una convergenza tra assessorati diversi, quindi l'assessorato ai giovani, che dà molto da fare a Sona per coinvolgere i giovani, appunto, e quindi anche dare queste opportunità e questi spazi. Devo dire, da quel che posso vedere, da quel che riesco a percepire, che non è poi così difficile coinvolgerli, basta dare spazi e iniziative e anche l'autonomia per crearsi di queste iniziative.
Questo è quello che abbiamo fatto a Sona, quello che hanno fatto a Sona i miei colleghi e le mie colleghe insieme con me, e la biblioteca è diventata un punto di riferimento, e quindi a questo punto i giochi sono fatti. E parlando sempre di editoria, ci sarà una compresenza fra cartaceo e digitale piuttosto che una sostituzione dell'uno e dell'altro? Sentiamo ancora le parole di Miele. Sì, nel senso che tutti quanti quelli che avevano dato per terminato il cartaceo e avevano, come dire, ipotizzato un avvento clamoroso dell'ebook sono stati smentiti poi infatti, ma tutte quante le grandi case editrici. Noi distribuiamo, siamo anche distributori, distribuiamo anche grandi case editrici, per dire, nel senso, ma ovviamente di Valerie Perenzi, Cambiare l'acqua ai fiori, ha venduto in cartaceo più di 250.000 copie nell'arco di quest'anno. Di ebook ne avrà vendute, non so neanche io, ma qualche centinaio, suppongo. Cioè non vorrei dire che castronerie, ma comunque non è un dato che compare nelle statistiche. Insomma, compare nelle statistiche in maniera evidente la novità, che tra l'altro è una novità che gode di successo sul passaparola, e quindi il passaparola sembra, come dire, che è uno strumento formidabile per la propaganda, per la vendita dei libri, un passaparola che va sui libri, non sugli ebook. Fazzini, torniamo da lei per l'ultimo intervento, poi so che ci deve salutare. Che futuro immagina per il settore? Questa complementarietà quindi tra digitale e cartaceo, come vede il futuro dell'editoria? Ma sono uscite di recente 2 indagini presentate in occasione di Book City che ci dicono, ad esempio, sul fronte degli eventi, che sia il pubblico che gli organizzatori pensano mai in maniera ibrida, cioè eventi sia in presenza sia online, e penso che questo sia un primo risultato della stagione del Covid. Noi stessi lo stiamo vedendo, le presentazioni online, a differenza di quello che si poteva pensare, portano comunque vendite, non tantissime, ma le portano. Sul futuro del digitale e del cartaceo in parte sono d'accordo con Miele, nel senso che il libro è un oggetto che c'è da 3.000 anni ed è duro morire. Certo che io personalmente sono un lettore tradizionale e leggo su carta. Gli amici che sono passati al digitale mi dicono non tornerò più indietro. Probabilmente qua dovremo vedere davvero i millennial che scelte faranno, se vorranno ancora prediligere la carta, ovvero vedersi pian piano la stanza riempita di libri e quindi come dire, vedere la propria crescita accompagnata dalla crescita di una biblioteca, oppure se tutto il paesaggio mentale di un millennial, quindi di un trentenne, quarantenne fra 10-20 anni, sarà digitalizzato. Quello ancora non lo sappiamo, probabilmente io credo per ancora 20-30 anni il libro cartaceo avrà una sua storia. I numeri parlano di un mercato intorno al 4-6% dell'intero fatturato del mercato del libro, per cui sono numeri ancora piccoli. Certo che eventi come questo l'hanno portato sicuramente alla ribalta e molte persone si sono avvicinate al digitale e prima non lo facevano. Se queste persone, che sono lettori forti, sempre più prenderanno piede, allora ci sposteremo verso un maggior riequilibrio. Grazie Fazzini per questa sua preziosa testimonianza, per questo suo contributo ricco di numeri, di statistiche. Ci ha aiutato a chiarire meglio quello che potrebbe essere il futuro del settore. La ringraziamo e le auguriamo buon lavoro e buon Natale nel caso in cui non ci si riveda prima. Altrettanto, un saluto ai telespettatori e buon proseguimento. Grazie. E sul tema dell'abbandonare la carta per il digitale ovviamente si discute tanto, ma sentiamo ancora l'assessore di Sona, Gian Michele Bianco. Io lavoro anche nel mondo dell'informatica, quindi all'Università di Verona, quindi lo chiede a me che lavoro con questi sistemi, e devo dire che la dematerializzazione sarà sempre più progressiva. Immagino che il tempo sarà più o meno lungo. Ovviamente i libri resisteranno e io auspico e spero che siano così, però ci sarà un'alternativa che è data dalla digitalizzazione. Ho amiche e amici che non leggono più libri di carta ma solo sugli ebook, sui reader, e quindi probabilmente nei prossimi anni ci sarà una progressiva diminuzione, ma questo non significa che la sparizione della cultura, significa la trasformazione della cultura.
per gente come me che è nato con i libri e con i sussidiari, tanto per intenderci, questo fa un po' torcere il naso, la bocca, tutto quello che vogliamo. Ma da questo punto di vista le nuove generazioni, secondo me, cominceranno ad avere sempre più naturalezza con queste. Quindi la domanda è: quando ci sarà? Quando ci sarà questa trasformazione, insomma, vedremo. Intanto parliamo di giornalismo oltre che di editoria. Abbiamo assistito anche in questo settore a una progressiva crisi e a un attacco anche, no, alla categoria, perché i giornalisti sono stati in parte sfiduciati dal pubblico, si parla di scarsa credibilità, c'è tutto un mondo legato alle fake news, insomma tanti argomenti che minano questo settore che sembrava fino a qualche anno fa davvero intoccabile. Può essere anche questo continuo attacco da parte del pubblico nei confronti della categoria uno specchio un po' della società. Lo abbiamo chiesto ad Andolfatto, segretaria appunto generale del sindacato dei giornalisti del Veneto. Sentiamo. Potrebbe esserlo, infatti noi stiamo facendo una battaglia a tutti i livelli per quella che definiamo informazione di qualità, perché siamo convinti che il giornalismo si deve distinguere da tutto il mare magnum che circola nella rete, proprio perché diamo una garanzia della virgolette merce che produciamo, il controllo delle fonti, l'obiettività, l'approfondimento, il fatto di fare quell'azione di mediazione qualificata che ci distingue. Forse dobbiamo farci autocritica e questa ce la stiamo facendo da tempo, però bisogna anche dire che le situazioni di lavoro all'interno delle redazioni e all'esterno delle redazioni sono notevolmente peggiorate per tagli continui agli organici, per sovraccarico di lavoro rispetto a molti anni fa. Ci sono delle nuove abilità o skill professionali che vengono richieste, che portano via tempo prezioso per quanto riguarda appunto il giornalismo, l'inchiesta, la verifica, e questo non aiuta certamente nel lavoro appunto puntuale, di accuratezza, di serietà eccetera, per quanto riguarda appunto la confezione del prodotto notizia, che non è una merce come tutte le altre, è un bene pubblico. D'altronde anche lo stesso governo in questo periodo difficilissimo di Covid ci ha definito l'informazione come uno dei beni essenziali, che quindi non ha subito interruzioni nella produzione, e questo significa molto, perché soprattutto in fasi emergenziali avere la possibilità di diffondere un'informazione fidata e qualificata è importantissimo. Infatti sia gli accessi ai portali web delle notizie che anche le vendite dei giornali, parlo anche delle copie online, in questi mesi così disastrosi hanno avuto un minimo di rilancio, diciamo di rimbalzo, per usare un termine della borsa. Abbiamo sentito le parole di Monica Andolfatto, tra i primi in Italia ad intuire un cambiamento all'interno del settore giornalistico e probabilmente anche una crisi. È stato un altro giornalista professionista, Francesco Facchini, lo abbiamo in collegamento da Milano. Benvenuto Francesco. Buonasera Matteo e buonasera ai radio telespettatori. Dicevamo che sei stato, e lo diciamo con cognizione di causa, insomma, uno tra i primi ad intuire un settore che stava cambiando. Ti sei spostato prima nel giornalismo digitale e poi, diciamolo, hai fondato, perché sei tra i pionieri, tra i fondatori del cosiddetto mobile journalism. Partiamo però dall'inizio. Quando ti sei accorto che il sistema stava perdendo colpi?
Beh, me ne sono accorto quando il mio lavoro, classicamente inteso, è diventato assolutamente antieconomico. Io ho fatto una carriera da giornalista sportivo, assunto nelle redazioni, ma ho fatto anche il freelance, ho fatto, diciamo, il giornalista libero professionista, ho attraversato tutti i media, ho toccato con mano tutti i media durante la rivoluzione digitale. Ho iniziato nel 1990 al Messaggero Veneto di Udine, quando da completo abusivo andavo ancora a strappare le veline, che non sono le ragazze di Striscia alla Notizia, ma le notizie di agenzia, che arrivavano ancora nelle redazioni via telescrivente, e sono oggi, per esempio, uno che è in grado di programmare in HTML e che sta pensando all'intelligenza artificiale nel giornalismo. Quindi ho attraversato la rivoluzione digitale, e quando il mestiere è diventato completamente antieconomico, mi sono accorto che qualcosa non stava andando. Non va, secondo me, però per una crisi di doppio livello dalla parte degli editori e dalla parte dei giornalisti. Perché? Perché gli editori in Italia, per quanto riguarda i giornali, non esistono più, perché ti sfido a dirmi il nome di un editore puro di giornali, come dire, forse potremmo parlare di un Urbano Cairo, ma come sappiamo bene Urbano Cairo fa il venditore di spazi di pubblicità, e per il combinato disposto di questa crisi, con una crisi di identità e culturale parimenti anche del mercato dei giornalisti, perché il mercato dei giornalisti si è ritrovato un po' ad avvoltolarsi su se stesso invece di abbracciare prima degli altri il cambiamento, perché si può essere giornalisti anche in luoghi, piattaforme per clienti e committenti che sono molto diversi da quelli che avevamo 20 anni fa, 30 anni fa. Ecco, per esempio, diamo una definizione di giornalismo. Il giornalismo 20 anni fa, 30 anni fa era la produzione di un mezzo di comunicazione fatto da una redazione o comunque da un gruppo di persone che mandava un messaggio di notizia al lettore. Adesso il giornalismo è una conversazione. Se non ci accorgiamo di questo cambiamento, probabilmente non abbiamo capito nulla di dove devono andare i giornali, ma anche e soprattutto i giornalisti. Hai detto bene, dobbiamo fare mea culpa, sicuramente. Molti giornalisti hanno snobbato anche questa conversione di cui parlavi. Tu invece ti sei buttato a capofitto e con coraggio, anche perché, ricordiamolo, tra i primi in Italia nel giornalismo digitale, ma poi nel giornalismo mobile. Ecco, dacci una definizione anche di mobile journalism e facci capire, anche per il pubblico che ci sta seguendo da casa, che magari non è avvezzo a questo termine, di cosa stiamo parlando. Allora, stiamo parlando di quella cultura che insegna ai giornalisti e ai comunicatori in generale a produrre i loro contenuti di livello professionale e qualitativo con gli smartphone. Con questo è una cultura che ha raggiunto livelli eccellenti e che abbiamo imparato a conoscere ancora di più durante la pandemia, perché le strutture editoriali di qualsiasi tipo di mezzo si sono dovute riconvertire a modelli di produzione del contenuto giornalistico che facevano entrare nel flusso di lavoro proprio gli smartphone e i tablet. Perché? Perché si lavorava da casa, si lavorava dall'esterno, si lavorava in condizioni più difficili, nelle quali il giornalismo fatto con gli smartphone e con i tablet dava una maggiore libertà, una maggiore particolarità di linguaggio, una maggiore velocità di esecuzione e un minore costo, per cui il mobile journalism è diventato quasi giornalismo mainstream. È una cultura che ha più o meno 13 anni, ma in quest'anno, più di tanti altri anni o più degli anni precedenti, abbiamo visto la struttura mobile e i device mobili diventare
l'attrezzo più utile al giornalista per produrre il suo contenuto. E finalmente abbiamo evitato di chiederci se il giornalismo fatto con lo smartphone fosse meno qualitativo o tecnicamente meno performante di quello fatto con una grossa telecamera piuttosto che con delle strutture pesanti e macchinose come quelle che avevamo 20 anni fa. E questo è uno dei luoghi comuni che ha dovuto smontare forse tra i più importanti, no? Quello che mette, mette in dubbio la qualità proprio del prodotto finale giornalistico fatto con gli smartphone anziché con apparecchiature costosissime, ingombranti. Spesso tu ricordi che il cellulare, per esempio, con il quale tu realizzi tutta la tua produzione giornalistica, può entrare anche in luoghi in cui, per esempio, una telecamera da 20.000 euro magari non può entrare. Anche in questo modo si riesce a fare giornalismo innovativo, no? Allora, per i giornalisti questa è una grandissima speranza, perché non solo si riesce a fare un giornalismo di tipo diverso, ma si riesce a dare un linguaggio diverso e ad arrivare più vicino alle storie. Nella mia attività di ricerca, che mi ha portato a insegnare questa materia all'università e anche a divulgarla a livello anche di conferenze internazionali a Parigi, a Galway, al Festival internazionale di giornalismo di Perugia, ho avuto l'occasione anche di vedere molte indagini anche accademiche per le quali chi viene intervistato da uno smartphone è certamente meno intimidito da chi viene intervistato rispetto a chi viene intervistato con una telecamera. The phone can go where you can't, cioè il telefono può andare dove non puoi andare tu, e può essere una soluzione veloce, performante, unica, peculiare, diversa anche per le persone che per esempio fanno il loro lavoro in zone calde, in zone particolari. Molti, per esempio, dei grandi reportage che sono stati sviluppati durante proprio questa pandemia sono stati sviluppati con lo smartphone e non ce ne siamo neanche accorti, perché fare entrare uno smartphone in un reparto Covid è più facile che fare entrare una telecamera, e non ce ne siamo accorti. Io stesso, per esempio, nella mia attività in passato ho venduto un'intervista alla RAI fatta con lo smartphone, e ancora alla RAI non sanno qual era questa intervista. Grande Francesco, torneremo da te tra pochissimo. Torniamo invece a parlare appunto di redazioni giornalistiche che sono stati stravolti anche i meccanismi redazionali, come ha suggerito e ha sottolineato Francesco prima, anche per colpa non solo chiaramente degli editori, anche dei giornalisti, però anche l'editore ha un ruolo chiave in questo sistema che ha mostrato gravi lacune. Sentiamo ancora Andolfatto. È da tempo che c'è quella che noi definiamo la piramide rovesciata. Prima il grosso dell'occupazione nell'informazione era rappresentato da chi stava dentro le redazioni, quindi dai lavoratori dipendenti. Adesso praticamente in quasi tutte le realtà il ruolo di procacciatore, lasciatemi usare questo termine, di notizie è affidato a quello che noi abbiamo definito un redattore aggiunto esterno a tutti gli effetti, che sarebbero i collaboratori o coordinati continuativi o con partita IVA. Ecco, da tempo denunciamo su tutti i fronti, a partire da quello governativo, un massiccio sfruttamento di questa parte della filiera importantissima per la confezione appunto dei quotidiani o dei periodici, perché li abbiamo anche definiti i rider dell'informazione, oppure anche i cottimisti dell'informazione, perché il prezzo che è pagato, il costo che è sostenuto dagli editori per ogni singolo pezzo è veramente
al limite della sopravvivenza. Quindi c'è un tavolo aperto interlocutorio con il governo per quanto riguarda quello che viene definito l'equo compenso, praticamente una soglia minima al di sotto della quale non si deve assolutamente andare, e in più anche una proposta di legge di abolizione dei co-co-co, che altro non sono che dei lavoratori di fatto dipendenti però mascherati. Poi il sindacato dei giornalisti si contrappone agli editori perché gli editori finora non hanno mai investito in qualità, in sviluppo tecnologico, in formazione professionale, ma l'unica cosa o la principale che fanno, salvo rare eccezioni, è quella di agire solo ed esclusivamente sul taglio del costo del lavoro. Taglio del costo del lavoro vuol dire espulsione, quindi per pensionamenti, licenziamenti oppure raffreddamenti degli stipendi. La media degli stipendi è inferiore alla media delle pensioni. E tra l'altro giornalista è anche Gian Michele Bianco, l'assessore del comune di Sona. Anche lui abbiamo chiesto come secondo lui evolverà il settore. Sentiamo. Sarà inevitabile affrontare una nuova visione di giornalismo, che ormai si sa è quello digitale sostanzialmente. È inevitabile andarci. Io sto guardando anche cosa fanno dall'altra parte dell'oceano, quindi testate tipo New York Times piuttosto che altre, dove ormai da anni hanno uno scenario di fruizione delle notizie che è in parte libero, in parte a pagamento, perché chi fa giornalismo è un professionista, quindi sa come raccontare, sa quali sono le fonti, sa come comunicare alla gente, e non va improvvisato questo mestiere, perché sappiamo benissimo che c'è pieno di notizie che non sono verificate, c'è pieno di possibilità di fraintendimento, quindi la professione va ovviamente salvaguardata, ma va salvaguardata con una nuova visione di giornalismo, secondo me di business, anzi di modalità di fruizione del giornalismo, perché se io voglio andare da un professionista, questo professionista deve avere la possibilità di svolgere il suo lavoro. Torniamo da Francesco Facchini in collegamento da Milano per noi. Francesco, hai sentito le parole di Bianco. Il punto di partenza che ci dobbiamo ricordare è che il giornalista è comunque un professionista, per cui al di là dello strumento che utilizza e della fruizione che avrà il contenuto che produce, appunto, bisogna ricordarci di questo. Ci sono delle regole da rispettare, deontologiche e tecniche, e da questo non si prescinde. Quindi forse in questo marasma, in questo mare magnum di informazione spesso non controllata, potrebbe fare la differenza anche l'informazione di qualità. Bisogna partire da lì, ma bisogna anche partire da un altro assunto. Allora, la categoria degli editori italiani in particolare non ha alba della cultura della creazione di nuovi media e di nuovi business dei media, e lo sta dimostrando nei fatti. Se le iniziative editoriali innovative sono l'Open di Mentana, che ha solo il beneficio di essere responsivo al cellulare, che è una cosa che io riesco a creare da solo programmando un sito, e la nuova iniziativa editoriale di Feltri, che si chiama Domani, si accontenta di 12.000 copie, vuol dire che siamo molto lontani da quello che gli editori dovrebbero fare per rinnovare il business del giornalismo. Una delle cose che potrebbero fare è pensare a internet come un ponte di interazione con il lettore, quindi portarlo dentro una piazza virtuale, dargli delle esperienze e dei contenuti di qualità e dirgli che questi contenuti di qualità costano e vanno pagati per essere fruiti. Indubbiamente l'epoca del gratis è terminata. L'altra cosa che devo dire è che mi vergogno un pochino dello stato di deriva anche personale, mentale, della crisi di identità del popolo dei giornalisti, perché se parliamo ancora di difesa degli stipendi delle redazioni, non abbiamo capito che le redazioni o cambiano o muoiono.
Se parliamo ancora di equo compenso, non abbiamo capito che il compenso lo fa il mercato. Quello di cui dobbiamo parlare è invece la mancanza di cultura dell'innovazione e del cambiamento che i giornalisti hanno in questo momento, perché è molto 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 grave lo stato di arretratezza mentale e la vecchiezza, la vetustà dei modelli con cui il giornalista si rapporta al mercato in questo momento. Io sul mio francescofacchini.it parlo spesso di giornalismo. Una delle ultime cose che ho scritto è: il giornalista non conosce il suo business, perché ogni singolo giornalista deve comportarsi come se fosse l'amministratore delegato della Me Corporation e vendere il prodotto giornalistico, tracciare il suo tempo, invitare all'incontro con il cliente, usare le piattaforme sociali per crearsi un brand e valutare la sua attività come quella di un business della Carrera piuttosto che della Giovanni Rana, perché questa è l'epoca in cui siamo, perché se no mi domando il motivo per cui io ho per esempio un equo compenso da quando ho iniziato a essere businessman di me stesso. Mi domando la ragione per cui io ho il 100% delle fatture pagate praticamente a rimessa diretta. Mi domando la ragione per cui i miei redditi stanno crescendo semplicemente in base al fatto che faccio il giornalista con strumenti nuovi, in modi nuovi, per clienti nuovi, su piattaforme nuove, e non smetto di pensare all'innovazione. Se vogliamo parlare di futuro del giornalismo, poi magari non so, ci torniamo comunque nella conclusione. Io di solito dico che il futuro del giornalismo, lo dico ai miei studenti che ho incontrato in tante università, in tante aule, e anche sulla mia piattaforma dove erogo dei corsi che si chiama algoritmoumano.it, dico loro che il futuro dei media e dei giornalisti è nella distanza, lo ripeto, nella distanza tra l'uomo e l'intelligenza artificiale. Con questo potremmo concludere, facendo anche capire quale differenza, quale buco c'è tra lo stato con cui i giornalisti considerano se stessi e il futuro dell'innovazione, e dove l'innovazione sta andando. Ma sicuramente hai dato una definizione, un quadro molto chiaro, ed è quello a cui i giovani giornalisti si stanno un po' preparando. Fortunatamente c'è una generazione anche di giovani colleghi che nasce un po' con l'idea del multitasking, e oggi sappiamo che bisogna essere multisettoriali e anche operativi su più fronti, dal realizzare per esempio un sito web con WordPress, saper scattare comunque una foto. Adesso con i cellulari ognuno di noi ha in tasca una fotocamera con diversi megapixel, registrare un podcast, insomma continua formazione, e tu lo dimostri chiaramente perché sei in continuo aggiornamento. C'è un esempio carino che ci puoi indicare, magari anche fuori dall'Italia, ovviamente un modello, un qualcuno che sta anticipando un po' i tempi? Assolutamente, fuori dall'Italia corrono. In Italia andiamo a passo di lumaca, questo bisogna dirlo sugli editori e bisogna dirlo sui giornalisti, perché provino un certo senso di vergogna, perché quando si esce da Bardonecchia già il mondo cambia, o da Chiasso o si va verso nord a Trento salendo da Verona. Il mondo cambia, il mondo corre, e noi stiamo camminando lentamente e siamo ripiegati come un soufflé che è esploso e non si è gonfiato adeguatamente, ripiegati sui nostri modelli, perché i giornalisti oggi ricevono dichiarazioni dei loro capi tipo: fammi 30 righe. Sono 20 anni, 30 anni, 50 anni che ci si comporta così, e ci si comporta allo stesso modo. Vai fuori e trovi in testate come Turtles, che è una testata inglese che sta facendo giornalismo prendendolo da un punto di vista molto diverso, di slow news e di news di approfondimento, ma anche di incontri virtuali e reali con i lettori, che possono decidere nel processo informativo, nel processo di costruzione della notizia. Ci sono
testate come The Correspondent che danno corrispondenze per argomenti, per futuro, ambiente, tecnologia, coronavirus e quant'altro, e non per posti. Ci sono testate come la NBC che in questo momento sta proiettando un programma del mio amico Yusuf Omar che è girato in verticale e con gli occhiali con la telecamera. Ci sono testate che stanno sperimentando l'innovazione che fra un po' porterà a dei modelli di medium assolutamente responsivi. C'è una cosa molto importante su cui si giocherà il futuro dell'editoria e del giornalismo, è che avremo dei media responsivi one to one. Fino adesso i giornali hanno mandato in giro notizie e messaggi che dovevano andare bene per tutti o al limite per la comunità di riferimento. Da adesso in poi avremo giornali che rispondono alle esigenze di Francesco, di Matteo, di Alessandro, di Giuseppe, di Anna, di Francesca e di Giuseppina. Insomma, Francesco, gli esempi che ci hai fatto ci hanno fatto capire anche quanto indietro siamo qui in Italia con i nostri modelli. C'è tanto da fare, c'è tanto da lavorare, e grazie anche alle tue intuizioni, insomma, c'è speranza per il futuro di questa professione. Ti ringraziamo, Francesco. Guarda, sì. ti dico soltanto un'ultimissima cosa. Sì. L'intelligenza artificiale nelle redazioni cambierà in modo drastico il ruolo del giornalista. Perché? Perché le macchine faranno il lavoro sporco, ripetitivo, e faranno arretrare di 1 metro di distanza dalla macchina il giornalista, il quale potrà essere impegnato di nuovo nella verifica delle fonti, nella qualità, nell'andare a ricercare nei numeri, nei dati dove sta andando il mondo e che notizie ci sta dando. L'intelligenza artificiale è il futuro del giornalismo ed è il futuro per il quale i giornalisti torneranno ad essere quegli intermediari sociali che raccontano la realtà a tutti proprio grazie all'aiuto della tecnologia. Quindi noi del cambiamento della tecnologia non dobbiamo aver paura, perché è lì che stiamo andando, è lì che dobbiamo andare, anche per recuperare il rapporto con il lettore che abbiamo compromesso grazie agli errori che abbiamo commesso e di cui bisogna fare ammenda e autocritica. Assolutamente, speriamo, ci auguriamo tutti che ci sia una rivalutazione anche della figura professionale giornalistica, che per colpa nostra e per colpa chiaramente anche del contesto, un po' degli editori, ha perso di credibilità, di fiducia, ma appunto, come ci hai giustamente indicato, c'è la possibilità per tornare indietro e per riguadagnare un po' di campo perduto. Grazie Francesco per questa preziosa testimonianza, ti auguriamo un buon lavoro e una buona serata. Buona serata e auguri a tutti. Grazie Francesco, auguri di buon Natale. Alessandro, allora hai visto quanti spunti, quante riflessioni, insomma, sei giornalista anche tu, è un mondo che è cambiato molto rispetto agli anni scorsi, c'è tanto da fare, però grazie anche a figure come quelle di Francesco, ma ricordiamo anche le parole di Lorenzo Fazzini prima, no? Parlando di editoria, non è perduta del tutto la speranza, c'è ancora un po' di fiducia. No, sono interessanti gli spunti, gli stimoli appunto sia di Fazzini, che non era poi così tanto preoccupato dalle novità, anzi vedeva ciò che di buono veniva anche dal punto di vista banalmente commerciale per la sua casa editrice, dalle novità introdotte dai webinar o dal digitale, e chiaramente ancora di più con l'energia e la voglia di Francesco Facchini di vedere tutte le opportunità che ci sono in avanti, facendo anche dei mea culpa sul passato, senza dover andare a cercare scuse o appunto trovare colpe a chissà chi, ma vedere cosa c'è di buono, cosa si può fare e rimboccarsi le maniche. Sicuramente è un atteggiamento utile per chi fa questo mestiere. Utile e costruttivo. Allora, grazie Alessandro come sempre per la preziosa co-conduzione, per il supporto, e diamo appuntamento a domani sera. Attenzione, domani sera ore 18, non ore 21, saremo in diretta su Radio Adige TV a quell'ora per la terza puntata, la terza edizione della settimana veronese della finanza. Parleremo di industria e in particolare di
imprenditoria manifatturiera. Ci saranno diversi ospiti, l'europarlamentare Paolo Borchia, poi ci sarà il deputato del Partito Democratico Diego Zardini, numerosi imprenditori. Cercheremo di fare il punto su un settore, quello dell'industria, in particolare manifatturiera, che sta cercando comunque di ricostruire la forza che ha sempre avuto e di risollevare questo paese che è in difficoltà da questo punto di vista. Quindi appuntamento a domani, ore 18, con la settimana veronese della finanza. Buona serata. Arrivederci.